There's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've built a love, but that love falls apart. A little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in the tide. Yeah, they're swept away, and nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart. L'associazione Biasi, di cui mi onoro di essere fondatore e presidente. Diciamo che questo è diventato col tempo un po' il tempio dell'arte. Qui hanno esposto pittori più o meno bravi, più o meno affermati, però questo è un centro artistico di un certo rilievo, devo dire. Un albero, una storia, questo è il titolo della mostra che ora vi appresterete a apprezzare, a osservare, insomma. Un albero, una storia. Perché un albero, una storia? Perché la pittrice identifica la vita con gli esseri umani, con gli alberi, ecco, li trasfigura negli alberi. Questo è un atto passionale, un atto tragico, romantico, identificare gli uomini con gli alberi, o quasi che fosse un vaneggiamento, è un po' l'inconscio che le detta queste mirabili immagini, o identifica la donna con gli alberi, le facoltà immaginative, le immagini di cose concepite dalla fantasia, nell'equilibrato rapporto natura ed uomo sono evidenti nella sua opera. Bellezza, donna bella, regina di bellezza, regina dell'arte, regina della pittura, un po' come una madrina che cura le sue fiabe, il suo racconto, perché c'è un racconto fantastico, immaginario. Le immagini possono sembrare a volte un po' tristi, se volete, se osserviamo bene, quasi che la pittrice voglia riscattare qualcosa. Vediamo i colori che esprimono le immagini, è vero, a volte gioiose e ferventi, ma d'altra parte il bene e il male è insito nella natura di tutti gli uomini e di tutte le cose. Ecco, nelle luci, nelle atmosfere, tensioni. C'è un Dante che ora andremo a leggere, lo osserveremo nel dettaglio, nei particolari. Ecco, un momento importante, quello in cui si scopre il quadro misterioso, il quadro importante, diciamo il pezzo forte della mostra. Vedete un trittico dell'amore durante il corso della vita. Allora, osservate bene questo quadro, io la definisco arte consapevole e intenzionale. Con una forma di simbolismo Maria esprime l'amore per la vita. In questo quadro così gioioso, come potete osservare, lo ribadisco, scaturisce l'amore per la vita. Concluderà il discorso il noto pittore sassarese, tanto amato dai sassaresi, Marco Lai, il quale, come avete potuto leggere e osservare, ha scritto una bellissima critica sul dépliant pubblicitario della mostra di Maria. Allora, la parola a Can. Grazie, buonasera a tutti. Maria Sulas, prima ancora di essere artista e donna, è madre e moglie.
e come tale ha a cuore la famiglia, l'amicizia e la solidarietà. La donna che mantiene forti e radicati i valori delle tradizioni della cultura sarda. L'artista Maria Schulas invece è l'adolescente curiosa e attenta al mondo che la circonda e investe in un patrimonio umanistico tutta la sua energia e creatività, che con la sua bacchetta magica, ovvero i pensieri e i colori, trasforma con semplicità la realtà in affascinanti paesaggi fiabeschi, collocando con amore i suoi colori nella terra. Un mondo trasognato, dove ogni essere innamorato della vita anela un futuro di pace. La natura sensibile dell'artista la troviamo in queste opere che raccontano le stagioni dell'amore narrate dall'albero, comunità che troppo spesso e volentieri è tradita dai propri figli. L'artista, oltre all'umanità che mostra nei suoi dipinti la chiare vedute della dimestichezza con i colori e le tecniche, un'esecuzione mettendosi in prima persona nella zona aurea dell'opera, trasferendosi con la propria anima e amalgamandosi alle terre, donando poi agli occhi di chi osserva una parte di lei. E ora leggo una poesia che ho dedicato all'artista e a questa moglie. Un albero, una vita, tramonti struggenti, aspettando la primavera, rapiti da canti di sirene alla luce della marina. Una piccola barca solitaria attende gli innamorati, anime candide di vette innevate, dove il paesaggio cambia, con mutare delle stagioni dell'amore, ma salve le radici del cuore. Grazie. Presente alla vostra famiglia Maria, che vedo con piacere, ha fatto notevoli avanzamenti nella sua tecnica e di ricerca artistica, quasi a ricordarmi una sorta di Scialallo, oserei dire, con questi sogni onirici, però lui viaggiava un po' più sul cielo, lei sulla terra, con gli altri, a ricordare comunque sempre la vita, che è quella che bene o male nell'arte ci ispira un po' tutti. Quindi ti auguro tanta felicità, tanta successo a proseguire sempre su questa strada dei colori che sono qui. Spero siano insieme a noi sempre.